Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Buonasera amici di Rete 7, buonasera amici di Casa Peretti. In questa puntata voglio iniziare con un modo completamente diverso, perché vi presento tre ragazzi pugliesi con una passione che si chiama musica. E di questi ragazzi ne sentiremo parlare tanto e poi tanto e tanto. A partire dal loro nome hanno deciso di chiamare la loro band, il loro gruppo con nome strano, A Morte l'Amore. Nelle prove non ho voluto capire perché questo nome, perché vorrei che ce lo spiegassero direttamente loro. È uscita una nuova canzone, un nuovo loro lavoro in collaborazione con Ferdinando Arnault, che è un grandissimo poeta che abbiamo in Italia. Loro si chiamano Giuseppe Simone Mauro. Se il collegamento Skype regge, perché la Puglia è lontana dal Piemonte, dovrebbero essere collegati Giuseppe Simone Mauro. Regia, mi dici qualcosa? I ragazzi sono in collegamento? Siamo dal vivo. 011 06 01 741 è il numero esatto per telefonare qui in diretta. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Sto cercando di prendere un po' di tempo perché il collegamento non sta funzionando. Vediamo se la regia riesce a ripristinare il tutto. Nelle prove siamo andati benissimo. Ne approfittiamo allora per fare ciò che avremmo dovuto fare dopo. Quindi prima andiamo a sentire la loro canzone e poi andiamo a conoscere A Morte l'Amore. La canzone si intitola Puoi restare. Video. Giuseppe Simone Mauro, ci siete? Oh, ciao. Eccoli! Ciao ragazzi, benvenuti in Piemonte, benvenuti a Luserna San Giovanni. Abbiamo avuto un po' di problemi di collegamento, quindi abbiamo fatto
abbiamo anticipato la vostra canzone. Quindi partiamo da lì, partiamo da questa "Puoi restare se ti piace farti male". Da dove nasce? Allora, il pezzo era un pezzo che stavamo scrivendo per il terzo disco, poi abbiamo incontrato Ferdinando Arnaud, che insomma l'ha sentito, gli è piaciuto e ha deciso un po' di riarrangiarlo, di produrlo a modo suo. Infatti nella produzione è abbastanza distante da quello che facciamo di solito. E niente, quindi è venuto fuori un po' così. Invece per quanto riguarda il nome della vostra band, perché mi ha subito incuriosito. A morte l'amore. Sì. Cosa vuol dire? È una provocazione. Noi spesso diciamo lunga vita all'amore, ma a morte l'utilizzo del termine che se ne fa. Quindi è un po' un modo per mettere in crisi la concezione classica del termine stesso. Da quanti anni fate musica insieme? Non ne ho idea, forse 2016. 2016 è uscito il primo disco, l'omonimo primo disco, e poi da lì siamo partiti, insomma, ci siamo più fermati e non intendiamo farlo. Però in realtà ci conosciamo da molto tempo. Bravi, questo è lo spirito giusto, anche perché chi vive di musica in qualsiasi genere deve avere queste idee, questo spirito, mai fermarsi. Ma mi stavo chiedendo una cosa, no, ragazzi? In questo mondo dove è tutto molto tecnologico, dove i social la fanno da padrona, voi come le vedete i vari talent, i vari X Factor? Avete mai provato? Ne parlavamo qualche giorno fa perché si poteva presentare la possibilità di buttarci in mezzo a questo genere di cose e non riusciamo a negarti che comunque non sarebbe la nostra massima ambizione, diciamo, ma potremmo comunque anche considerare di affrontarla un'esperienza di quel tipo. Why no? Why not? Per chi volesse ascoltare la vostra musica, questa trasmissione è molto seguita qui in Piemonte, ma non solo, in tutta Italia, Val d'Aosta e anche all'estero. Come può fare per andare perché secondo me stiamo creando un po' di curiosità nei nostri amici a casa, e quindi come possono fare per conoscervi meglio? Sì, per ascoltarci credo che il canale, quello ormai più utilizzato, è la pagina Spotify, quindi su Spotify A Morte l'Amore, e poi ci sono un po' di video su YouTube e gli altri social per seguirci tutte le nostre cose come Facebook e Instagram. Ecco che la regia ci fa vedere alcune delle vostre playlist. Arriviamo da un anno dove siamo stati decisamente fermi. Avete qualche data in programma? Quanta voglia avete di esibirvi? Sì, abbiamo diverse date, alcune. Ci dividiamo un po' tra date e la scrittura del terzo disco. Ora io in realtà sto prendendo tempo perché Simone è andato a prendere un fogliettino su cui abbiamo segnato tutte le date. Per una volta posso... Bravo Simone. Riuscire a rispondere in maniera più scientifica, perché le ho scritte. Il 23 luglio siamo a Tarquigna, che è a Viterbo, il 24 a Lucera in provincia di Foggia, e poi siamo il 30 sempre di luglio al nuovo posto che si chiama Jackstore Social Club ed è a Taranto, un posto molto figo, molto molto bello, ci siamo stati all'inaugurazione. Poi passiamo anche dal Salento, proprio quello del sud, il 21 a Ugento in provincia di Lecce.
Poi siamo a Viterbo il 27 di agosto e il 28 a Sora in provincia di Frosinone. Magari intanto si aggiungeranno altri appuntamenti estivi comunque. Quindi amici piemontesi, se siete in vacanza da quelle parti, perché no, una bella serata musicale con questi A Morte l'Amore, con la loro musica, il loro genere e la loro vita, la loro allegria. Ragazzi, io vi ringrazio per questi 5 minuti dedicati nella mia trasmissione, vi auguro tanta musica e tanti successi. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie, ciao a Grazie tutti. ragazzi, buona fortuna. Ciao. E ricordiamo il loro successo da poi restare. Andatela a sentire sui vari canali social perché merita, è un brano con tante sonorità, è proprio un bel brano. Zia Marta, ci sei, zia Marta? Sì. Eccola qui, zia Marta. Ha visto? Prova, sì, ecco. Ha visto che bei ragazzi in collegamento che avevo? No. Come non li ha visti? No, Dov'è? perché ero di là. E allora guardi la replica alle 23:30 perché Sì, quanti erano? 3 bei fieri, come diremmo Quanti su di anni hanno? avranno avuto una ventina d'anni. Troppo giovane. Sì, vabbè, ma però Gli insomma, auguro tanta. tanta. Ma sa, lei ha provato, ad esempio, no, ha fatto quella bella domanda intelligente, dunque. Strano che arrivi da me una domanda intelligente. No, ma mi faccia arrivare fino alla fine. se l'ha già dimenticata. Loro si intitolano A Morte l'Amore. A Morte l'Amore, sì. L'amore. Diciamolo al contrario. A morte l'amore. È sicuro del tunnel che sta entrando? A morte Sì. l'amore. Sì. Te. Un bel titolo. Ma grazie, Sì, mi piace sì, questa sua... Proprio profondo. Ecco. Io direi che qui in Casa Peretti potrebbe iniziare la musica, iniziare proprio con un brano. Lo dedichiamo a questi ragazzi perché nella vita non bisogna mollare. Mai. Mai. Non mollate mai. Lei resta qui? No, adesso vado. Vada. Fra un attimo. Ero ancora ragazzino, con mio padre litigavo per i brutti voti a scuola, un solo 6, ma di musica lo giuro ne facevo indigestione, preferivo un pianoforte che 2 calci ad un pallone. Quanto tempo ci passavo sopra quei tasti che sfioravo, era tutto bianco e nero intorno a me. Mi ascoltavano gli amici, sorridevano felici, quella voglia di arrivare era forte dentro me. Mai non mollare mai, se non ce la fai, tieni duro, aspetta quel momento prima o poi, finché vita avrai, non mollare mai, manda avanti il cuore che domani vincerai. Non vogliamo mai. Non ho mai dimenticato le porte in faccia ricevute, la risposta era la solita per me. Ci faremo noi sentire, le faremo poi sapere, ma il telefono non mi squillava mai. Tutti! Mai non mollare mai, se non ce la fai, tieni duro, aspetta quel momento prima o poi, finché vita avrai, non mollare mai, manda avanti il cuore
Cioè, spunti così dal niente. Io stavo cantando una canzone del Gigi D'Alessio. Sentivo non mollare mai. Non mollare mai, e quindi hai detto fammi salutare il Peiretti. Sì. Benvenuta Valentina. Grazie, Vogliamo grazie. ricordare i numeri di telefono per essere protagonisti con noi in questo lunedì di casa a Peiretti? Assolutamente sì, per i vostri messaggini WhatsApp 348 80 40 254, mentre per parlare con noi il numero è sempre quello 011 06 01 741. Prima della pubblicità io vorrei ancora cantare un brano. Sì. Un brano bello che sai che per me è uno dei più belli, perché quando una cosa è meravigliosa, ragazzi, è meravigliosa. Grazie. Non intendevo zia Marta. Monti, mari e fiumi attraverserò dentro la tua terra, mi ritroverai, turbini e tempeste, io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti, meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore, e amare vita meravigliosa. Vai male! E luce nei miei occhi brilla su di me, voglio 1000 lune per accarezzarti, pendo dai tuoi sogni, veglio su di te, non svegliarti, non svegliarti, non svegliarti ancora, meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole, mi tremano le parole, e amare vita meravigliosa. Valentina Branca, meravigliosa creatura, tu lo sei! Grazie. Lo sei! Che grinta! E lo sei ancora di più se in questo esatto istante me lanci la pubblicità. Lanciala. 3 minuti di pubblicità e poi ritorniamo sempre. Tanti così? 3. Sono 3, hai ragione. Sono 3. Ma meno male che sono 3, vuol dire che tante attività commerciali hanno deciso di tenerci compagnia e di aiutarci, e questo ci fa piacere. Dai, 3 minuti di pubblicità e poi ritorniamo sempre qua. sempre. Sempre. 3 minuti. Fermi, fermi tutti. A me, Valentina, piace molto l'idea di dare proprio spazio, Sì. spazio a dei ragazzi, a delle band che un po' ci usano, possiamo dire Certo, questo termine, certo. per farsi conoscere Certo. in Piemonte. Quindi, se lo volete fare, l'email è casapeiretti@rete7.it. Mandateci un'email, mandateci un provino, contattateci in modo che possiamo fare come abbiamo fatto con i A Morte l'Amore, direttamente dalla Puglia. Cioè, bello. abbiamo collegato Sì. tutta Italia oggi pomeriggio, anzi questa sera. Questa sera. Adesso arriva un brano molto carino, perché nella vita ci va anche del feeling. Cantiamo insieme in libertà, lasciando andare la voce dove va. Così per scherzo tra di noi posso provarci anch'io se vuoi. Inizia pure, vai. Sai la melodia che canterei
sarebbe quasi un po' così, potrebbe essere Così, aprendo l'anima così, lasciando uscire quello che ognuno ha dentro, ognuno è in fondo a se stesso. e il miracolo adesso sembra persino più sincero nel cantare insieme. Questione di fili. Questione di fili. Solo di fili, così per scherzo tra di noi. Improvvisando un po'. Ti seguo pure, vai. La sera arriva, il giorno piano piano se ne va, ma se canti resta là. Questione di fili. Questione di fili. Solo di fili, aprendo l'anima così, lasciando uscire quello che ognuno ha dentro. Questione di fili, lasciando emergere in noi spontaneamente quel che c'è nascosto in fondo. Questione di fili. Solo di fili. Questione di fili. Solo di fili. Solo. Questione di fili. Solo di fili. Valentina Branca. Enrico Peiretti. Oh, ma che bel brano, ma che bel brano. Chi c'è? È la zia. Oh, zia, è arrivata in tempo per i messaggi, Io brava. voglio dire, se è solo questione di fili, Sì, e qua ce n'è no. veramente tanti, Sì. Feeling. facciamo un po' d'ordine e togliamo un po' di fili No. e la risolviamo così. Certo. Feeling. Feeling? Feeling, che in inglese vuol dire Fili, troppi fili, no, quanto? affiata me, Affiatamento? che fa riba con Nuovo rinascimento? con cirascimento. Tosto. Brava, esatto. Già. Andiamo a leggere i loro messaggi che sono arrivati al 348 80 40 254. Vai regia. Questione di fili. Auguri di buon compleanno Renata da parte di Tiziana. Marcello Nicole, fate una canzone quando volete. Grazie, augurissimi Renata, buon compleanno. Ciao, buonasera, Casa Pairetti, siete la giostra colorata di Musica e Meraviglia. Aspetta, musica meravigliosa. Grazie Dani. Grazie mille, che bel messaggio. La giostra. Grazie Dani! Ciao a tutti voi di Casa Peretti, vorrei chiedervi una canzone a vostro piacimento, la dedico a tutti quelli che mi conoscono, in particolare a Celentino e moglie Daniela Sicari, Fabrizio ed Elena Elena P. Grazie Carla di Luserna, PS, bellissima serata sabato sera, ma Vero, grazie, vero. grazie! Ciao ragazzi, un abbraccio, un saluto alla signora Carla di Luserna e a Ciro, che ho Eccola. conosciuto sabato alla bellissima serata con Celentino. Elena P. E vedi, si mandano i messaggi tramite la nostra trasmissione Si sono messi d'accordo. ed è bellissimo. Bravissimi con Non mollare mai, canzone bellissima. Cioè io tutti Maddalena da È Verbagna. una canzone- E noi?
È una canzone che vuol dire tanto non mollare mai. Nella vita non bisogna mollare, ma mai. Qualsiasi cosa nella vita ti possa capitare, tu vai avanti, stringi i denti, stringi i pugni. Bella sorpresa quella del gruppo emergente. Li seguirò su Spotify. Bravo! Grandi classici e novità. Evviva Casa Peretti. Grazie Giordano, noi siamo aperti a una musica da 360 gradi. Esatto. Perché è giusto che sia così. Avete intervistato A Morte l'amore. Credo sia più o meno lo stesso genere musicale di Motta. Francesco Motta, un bel ragazzo. Uno dei CD che ho comprato ultimamente a Saluzzo, con anche i Maneskin e i Nomadi, con dischi del 2021. Ciao Sandra, vediamo di contattarlo questo ragazzo. Comunque di a Francesco Motta che esiste Casa Peretti e se vuole ben venga. Dopo la nazionale, cosa rappresenta meglio l'Italia del mondo? Ovvio, Casa Peretti, bravi, simpatici e belli, ineguagliabili. Luca da Cardano al Campo, ciao occhi blu oltre cielo. Ciao Grazie, Luca! grazie. Brava Valentina, sentirti cantare è come trovare la forza di non mollare mai, che solo la musica ci può dare. Grazie. Grazie chiunque tu sia, mi raccomando amici a casa, firmateli i messaggi così sappiamo chi ringraziare ed è bello anche per noi, no? Ringraziare Sì. un nome, dire qualcosa come questo dopo il trionfo di ieri sera, una nuova settimana con la strepitosa Casa Peretti. Un abbraccio a Alfonsina e Germano, grazie Alfonsina, grazie Germano. Ciao ragazzi! Buona settimana. Ciao, Ciao, ragazzi, siete veramente il top per trascorrere una piacevole serata. Potete dire alla mia Ilaria che è veramente la più bella e speciale donna per me? Un saluto speciale alla piccola Speedy, Melania. Allora Ilaria, che dobbiamo aggiungere rispetto a quel messaggio? Direi nulla, è un messaggio stupendo, cioè quando parla non parlano le corde vocali, ma parla il cuore. È la cosa più bella che possa succedere. Abbiamo una telefonata 011 06 01 741. Pronto? Ciao, sono Francesco. Buonasera Francesco. Ciao, Da dove chiami? da Rivoli. Da Rivoli. Da Rivoli. Dici tutto. Allora, volevo salutare mio nipote Gabriele, che mi chiama Zio Ganghi. Zio Gangi. Sì. Figo. No, Ciao Ganghi, Gabriele. Ganghi. Salutiamo anche. Aspetta, non ho capito. Scusami, puoi ripetere? Zio Ganghi, no Ganghi. 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 Dio Ganghi. Va bene, ho detto giusto? Sono stato bravo. Ganghi. Ok. Ciao, Bene, vi ho bene. dedicato una canzone, quella che volete voi. Va bene, dai. Ok, quella dopo è tutta salutate per mia voi. mamma Clementina. Salutiamo anche noi. Ciao. Ciao Clementina. Ciao, ciao. Ciao, vi seguiamo tutte le sere. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bravissimi, bravissimi. Questa è una frase che ultimamente la sento sempre più sovente, anche passeggiando per i vari paesi. È vero. Ragazzi, vi seguiamo tutte le sere. E di ciò sono parole, no? Ragazzi, vi seguiamo tutte le sere. Sono 6 parole che messe insieme per noi non posso dire che è uno stipendio, ma è qualcosa di molto, Sì. molto, molto di più. Non lo posso dire neanche io, infatti mi sono inventata un altro lavoretto che dopo le spiego. Ci avrei giurato. Sì. Ma adesso, mia cara zia Marta, Sì. se ne va? Se ne va? No, sto qua. Resti lì. Mi piace passeggiare. Vogliamo un po' fare spazio per colui che è stato un amuleto, ha portato la sua fortuna non solo in Casa Peretti, ma ha portato la sua fortuna alla nazionale italiana di calcio, indovinando 4 risultati su 4 e non sono pochi. Signore e signori, dobbiamo fare un tripudio, una statua o qualcosa di simile a Cira Scimiento! No, dai. Troppo? Troppo. Insomma, Troppo. a casa vanno in distorsione anche loro. Allora, Cira Scimiento, posso innanzitutto bravo, complimenti, io non so come hai fatto, però per chi si fosse collegato soltanto adesso, dice sì, vabbè, tanto non è vero nulla, loro adesso dicono che tu hai indovinato i risultati. Noi siamo in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, ok? E questo è cosa è successo mercoledì.
Andiamo indietro di un po' di giorni, andiamo a rivedere uno spezzettino, come si dice, Branco? Un pezzettino. Un pezzettino di ciò che aveva pronosticato Cirascimiento mercoledì. Vai regia. Signore e signori, il nostro mago ce l'abbiamo solo noi e forse per fortuna anche delle altre emittenti. Comunque sia, Cirascimiento! Buonasera Cirascimiento! Ti sei fatto aspettare questa sera, eh? In attesa, perché ci sono anche lacrime di gioia per la partita di domenica sera. Cioè tu piangi già in anticipo, cioè la partita è domenica, piangi già adesso? Sono già teso per la partita di domenica. Sei già teso, però dopo 3 risultati utili, nel senso 3 risultati indovinati consecutivamente, la gente a casa si aspetta tanto da te. Domani sono tutti in ricevitoria a scommettere, quindi mi raccomando, non puoi fallire il risultato di Italia-Inghilterra. Signori, è un momento importantissimo di alta televisione italiana, mondiale, europea. Fatto il giro, ok? Quanto finisce la finale dell'Europeo 2020, comunque sia 2021? Attenzione amici a casa. Allora, saremo 1-1, si andrà ai supplementari e poi ai calci di rigore. E poi? E poi vinciamo nettamente. Ah, ai rigori proprio non c'è storia ai rigori? Ci sono, c'è Santo Gigio che parlerà e quindi ci farà vincere. Santo Gigio. Ce l'abbiamo soltanto noi, Cirascimiento, le azzeccate tutte. Bravo. Noi facciamo un applauso, complimenti, ci vediamo qui per i mondiali, eh? Per i mondiali ci sei? Certamente. Parli anche stasera, no? Perché non ho ancora sentito, facevi il mimo, quindi senti Cirascimiento, visto che insomma l'Italia, siamo tutti un po' così in questo momento qua, dai 3 numeri, ma soltanto 3 ai nostri amici a casa da provare la fortuna, da 1 a 90, danne 3, vai. Il primo è? 24. 24? 3. 3? 76. 76, ragazzi, se ha indovinato addirittura il risultato esatto della finale e poi i rigori e supplementari, provate a giocare questi numeri. È detto 24, 3, 76. Signore e signori, Cirascimiento, grazie! Grazie, zia Marta, li giochi i numeri? Tu sì, li giochi. Io li do i numeri. Dai i numeri, per forza. Adesso noi ci fermiamo per altri 3 minuti esatti e poi una terza parte tutta musicale, tutta cantata con anche la simpatia della nostra super zia. Pubblicità. Eccoci qui, tornati in onda e questo terzo tempo inizia con un amico che ha avuto una bella idea, quella di chiamare qui in rete 7 Casa Peretti 011 0601 741. Pronto? Pronto, telefono dalla Val di Susa, vorrei fare gli auguri a una persona che conoscete anche voi, che ieri ha festeggiato il suo 30° compleanno nel suo alpeggio in Alta Val di Susa, in Val di Susa. E noi ci uniamo gli auguri a Cristina Cibrario. Auguri. Ha fatto una bellissima festa nel suo alpeggio ieri, con le sue caprette. Wow. Bellissima cosa questa, ci uniamo. Volentieri. Grazie. Signora, però, come si chiama? Sono la suocera. La suocera che si chiama Graziella. Graziella, ce l'abbiamo fatta. Grazie. A lei. Grazie a voi. E ancora auguri a Cristina. A questo punto prendo la palla al balzo per dare l'appuntamento a tutti i nostri telespettatori di Casa Peretti. Sabato saremo dal vivo a Luserna San Giovanni al Caffè Vittoria, quindi ci sarà una piazza dedicata a noi e come super ospite di Casa Peretti ci sarà proprio Cristina Cibrario e questo ci rende molto molto orgogliosi. Certo. E adesso boom boom. Vai Branca! Il lavoro fa male, lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere.
BR7. Parlare all'imperatore, chissà se piove o c'è il sole, io vado a vedere. Mi sono persa in Giappone e così vedrai che qui si sta bene. Anche qui i ragazzi si baciano sui motorini davanti alle scuole. E tutto il mondo è paese, siamo milioni, milioni di case, colori e chissà se tutti mettono i fiori, sì, nei cannoni, tra la gente che gira e la vita che arriva e va. E il mondo gira, boom boom, batte il cuore, boom boom, il mondo è un giro tondo, no, che non scendo ancora, boom boom, batte il sole, boom boom, la vita gira in tondo, casca giù, il mondo e va giù. Se l'inferno non c'è, il paradiso non c'è, e il mondo per noi dentro me è un'immagine che ognuno ha dentro di sé, è il mondo che vuoi. E casca il mondo, casca la terra ancora, boom boom. Valentina Branca. Abbiamo le influenze del cirascimento Sì, che sì. fanno sparire le parole sul monitor. Ma va che roba, vedi un po' che ma va potenza che che ha sto roba il ragazzo. cirascimento, ma lui pensa una cosa e ne combina tutta un'altra. Io so che adesso però devo andare a rispondere al telefono. Certo. 011 06 01 741. Pronto? Ciao Enrico, sono sempre io, Enrico da Collegno. Ciao Enrico da Collegno, dici tutto. Volevo sapere se mi potreste dedicare una canzone di Mina. Quale? Aspetta, sono come tu mi vuoi. Va bene, Sì, va perché bene. no? La facciamo mercoledì, giovedì? Perché no? Anzi, ti dico di più, la facciamo domani sera. Più di così? Subito, Ok. così. Grazie Enrico, Un'altra buona serata, cosa, buon divertimento. devo dire, Un ritorno fortissimo, regia. Dimmi. Mina hai una voce bellissima. Grazie Anche te, Enrico, Enrico. grazie mille. Merci beaucoup, grazie Enrico, ciao, buona serata. Ciao. Ciao Giuliano. Ciao, tu invece hai un nome bellissimo, non so se te l'hanno già detto. È una mia battuta, zia Marta, quella, è una mia No, un battuta. nome fantastico. Ma Sono perché? quasi emozionato. Sai come Ma- Enrico. Ma perché deve prendermi sempre in giro così? Ma perché? Ma perché? La stanza. Ma per di più, l'altra volta ho detto anche Enrico da Collegno, che sembra un nobile, un conte, da Collegno. Cioè. Enrico da Collegno. Senta, io ho un'altra telefonata, Sì. posso andare a rispondere? No, rispondo io. Risponda lei, vada. Pronto? Enrico? Buonasera, benvenuto. Sì, sono io. Sono Rosa della Gran Madre. Buonasera Rosa, benvenuta in casa Mi Peretti. dedichi- Ciao Gioia. Mi dedichi una canzone che sono giù di morale, amore mio. No. Allora, fermi Abbraccio a tutti. tutte e tre. Il prossimo brano fa così. Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi, Bene, Gioia. svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai. Va bene? Ti piace l'idea? Grazie, un abbraccio a tutte e tre. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Poi dopo
gliene canto una io che si intitola Canzone triste, 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 triste. Questa non è... Triste. Perché? Ma perché? Ma perché? Triste come me. Basta. Perché non so se hai notato, quando Sì. gli autori scrivono dei bei brani, Sì. è perché sono tristi. Sì, andiamo a rispondere un'altra telefonata. Ma non è Ah, vero. che barba, un'altra! Ma lascia solo che telefonino, ma sono Ma che si contentissimo. chiamino tra di loro, stiamo lavorando qua. Ma la smetta che fa parte, questa trasmissione è fatta proprio così, gli amici devono telefonare. Allora esco e telefono. Non lei, io no, no, io lei no, fa io parte della... Oh, ma che puntata difficile. No, ma me lo dice. Pronto? Pronto, buonasera. Volevo ringraziarvi Buonasera. tutti e tre, siete veramente come i magnifici 7. Siete veramente bravi, complimenti. Vi volevo soltanto ringraziare e volevo chiedervi se mi potete fare, quando potete, una canzone di New Ross, Aldebaran o Una carezza della sera. Va bene, la mettiamo in programma per la settimana? Sicuramente. No, vi ringrazio, io vi seguo sempre, siete veramente bravi. Grazie. Grazie Buona mille, serata. grazie di cuore. Buona serata. Ciao. Ciao. Allora, prima di cantare magari, allora facciamo un po' ridere i nostri amici a facciamo casa, questo. perché tutti loro ieri avranno visto la finale degli europei. A un certo punto la regia si blocca su un'immagine fissa perché c'è stata un'invasione di campo. Ma Quindi... non ero io, stavolta ci tengo a dirlo. che non era lei. Però noi abbiamo delle immagini esclusive. Sì. Delle esclusive e facciamo vedere ai nostri amici a casa proprio l'invasione di campo. Cioè solo qui, Se ha soltanto qui. Se mi ha fatto uno scherzo che c'è un montaggio, io la denuncio. Non è lei, non è lei, meno male. è il vero invasore di campo, ma fa ridere. Poi, poi ha fatto tutto un bel montaggio Giuliano Falco. Guardiamo. E quindi andiamo a vedere ciò che ieri non avete visto. Vai regia. Ma poi l'hanno preso? Han preso. Ma l'hanno preso a legnate o l'hanno solo preso? No, ma adesso non lo so. Adesso no, non lo so. sapevo se- Comunque il dribbling e lo scatto c'erano, sì, c'erano. Correva di sicuro più di tanti che ho visto quest'anno in Serie A, non dico, ma in Serie A molti hanno corso molto meno. Abbiamo dei messaggi, regia? Sì. Andiamo a leggerli, poi però devo cantare ancora il brano dedicato alla nostra amica Rosa. Vai coi messaggi. Ciao ragazzi, stasera vi ho scoperto per la prima volta, complimenti, trasmissione bellissima e siete bravissimi. Ho una richiesta, 20 anni di Massimo Ranieri. Ciao, Linda da Monza, Brianza. La si fa mercoledì. Benvenuta in famiglia, Linda. Ciao ragazzi, Milla da Cuneo. Ciao Milla, grazie, ciao. Ciao, non vedo l'ora che arrivi sabato sera per vedervi dal vivo. Sì. Anche noi vogliamo vedervi dal vivo. Hai ragione, brava È una Marta. cosa reciproca. Ciao Casaperetti, fantastici come sempre, serate stupende in vostra compagnia. Ciruzzo hai azzeccato la finale dell'Europeo, ma 2 numeri dell'otto con ruota? Nancy, li abbiamo dati e li abbiamo dati i numeri, fate attenzione, scriveteli, ne ha dati ben 3, perché con Lambo non si fa niente, ma col terno si vince già. Auguri Cristina dai genitori di Enrico, auguri. Auguri. Viva i genitori di Enrico. Siete un trio fantastico, bravissimi, con tante I. Grazie. Ciao Enrico Peretti, buona serata a tutti. Ciao Antonio Primiceri, Rivalta di Torino. Ciao, lui c'è sempre, ciao. Diteglielo anche voi di venire a Torino, così per una volta non mi dovrò scapicollare per Mesa Italia per vederli. Per loro questo è altro. Un abbraccio da Elisa. Ciao Elisa, grazie, ciao. Certo, glielo diciamo. Certo. E adesso chiudiamo questa puntata con un piccolo capolavoro di Renata Zero. Chissà che lavoro fa zia Marta, non ve l'ho detto.
magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te, le più ostinate malinconie, magari. Magari toccasse a me, ho esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti a lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà, magari. Magari toccasse a me un po' di quella felicità, magari. Saprò aspettare te domani e poi domani e poi domani. Io come un'ombra ti seguirò, la tenerezza è un talento mio, non ti deluderò, la giusta distanza io sarò come tu mi vuoi, ho un certo mestiere anch'io, mi provi, ciao Betta, mi provi? Mi provi. Mi provi? Mi provi. Idraulico cameriere, all'occorrenza mi do da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire, magari. Se tu mi conoscessi, certo che non mi negheresti due ali e non andrebbero negate a nessuna persona le ali per volare, perché volare vuol dire fantasia e la fantasia non deve mancare mai. Grazie Valentina, grazie Alessia Chelucci, grazie zia Marta, grazie Ciro, grazie Fabrizio in regia, ci vediamo domani. Qui con me canterà Alessia Chelucci e ne sentirete e vedrete delle belle, come sempre. Grazie Rete 7. Buona serata a tutti, grazie. Ciao.